oltrepassato il rifugio Giaff, stiamo andando verso la forcella Scodovacca, stiamo facendo un piccolo traverso, i cani mi anticipano, qua ci sono tutti i monfalconi, gli sparti di toro, bellissimo, bellissimo. Un po' difficile qua il tratto nel bosco perché non è ben segnalato, per andare ancora un po' più avanti verso la forcella. La forcella non è lontana, ma è molto faticoso, saranno ancora almeno 200 metri. Il tempo un po' si annuvola. L'immense paretone. Essere stati in due sarebbe stato meglio oggi, da solo è un percorso un po', quando esce dal bosco è poco segnalato ovviamente, bisogna puntare alla forcella, però sì, molto faticoso, però molto appagante come tutte le cose faticose. Gas si è un po' lamentato, Iago bene, prima si era storto una zampa, non so, anche lui. Non so, magari facciamo ancora un pezzettino, poi torniamo indietro.